Sulla tradotta del Montello che portava i soldati a combattere per la Grande Guerra, in questa ultima domenica di settembre una rievocazione storica a cura dei Caimani del Piave. Mirko Pagnussin, chi sono i Caimani del Piave? Beh, i Caimani del Piave nascono come un gruppo di lavoro atto a ripristinare e rendere fruibili delle postazioni che abbiamo trovato e mappato sulla primissima linea del fronte del Piave e che successivamente da gruppo di lavoro sono diventati un gruppo storico inerente ovviamente alla Grande Guerra. Questo giusto per valorizzare tutte quelle specificità dei nostri territori che sono collegate in qualche modo alla Grande Guerra. Ne abbiamo moltissime, pensiamo al Montello, pensiamo al Piave stesso, pensiamo ai grandi sacrari che ci sono nel nostro territorio e quindi ci sembrava doveroso per noi nati in queste zone e soprattutto con la passione per la Grande Guerra e l'arte militare in generale, cercare di essere portatori di conoscenza per quanto possibile di quello che era successo nelle nostre zone. Oggi siete qui in versione diciamo stanziale anche per le limitazioni del Covid. Che attività proporrete a chi passerà di qui in tradotta? Beh, oggi proporremo un'attività prettamente didattica. Siamo circa una decina di rievocatori con varie uniformi storiche, sia di reparti armi e specialità italiane sia di reparti austro-ungarici. Abbiamo anche un rievocatore in uniforme inglese e, come vi dicevo, oggi faremo principalmente della didattica utilizzando dei pezzi originali che abbiamo ovviamente messo in esposizione per chiunque volesse conoscerne la storia, capirne l'utilizzo e così tramandare un po' questo tipo di conoscenze, cercando di far scoccare quella scintilla che magari può diventare passione. Gli arditi, loro erano volontari, i comandanti erano volontari, tutti volontari, l'hanno voluta così nel 17. Proteggono anche la principessa, però per proteggere la principessa cosa devono fare? Il loro tenente colonnello Bassi, che è quello che ha creato gli arditi. La tradotta è diventata itinerario di pace, nel senso che è diventata turistica a più di 100 anni di distanza. Perché rievocare una guerra visto che ormai da decenni siamo in tempo di pace? I rievocatori molto spesso sono tacciati di essere guerrafondai solamente perché indossano l'uniforme e invece è uno dei tanti paradossi della nostra società. L'indossare l'uniforme per noi non significa essere guerrafondai, portare un fucile non significa essere amanti delle armi. L'uniforme però e il fucile 100 anni fa in queste zone erano delle cose assolutamente normali, e proprio perché non si ripetano più certi carnai come quelli della Grande Guerra, noi cerchiamo di trasmettere quello che sappiamo, quel poco che sappiamo umilmente alle persone, affinché riescano a capire effettivamente la gravità e la crudezza di quello che è successo.